Voglio partire da una bellissima frase del nostro segretario Scelter Turini, Paolo Signascolti. Paolo. Non mi ascolti? No, bisogna ascoltare. No, parlo di te. Scusi. Allora Paolo ieri ci ha detto una cosa molto bella. Se il sindacato non è unito, non esiste. Ed è vero. È una cosa di una... È un po' la palissiana, però. Direi di sì. Il tema dell'unità secondo noi è centrale, perché senza unità non si va da nessuna parte. Qui ci sono tre componenti, tra l'altro si vedono abbastanza facilmente come sono, anche per la predisposizione dei gruppi, no? Sembra una comunità di tribù più che un sindacato, perché da una parte ci sono il CIO, dall'altra ci sta la seconda componente, non si capisce perché non c'è osmosi. Già questo fa capire che è unitario nel nome, però talvolta non lo venne fatto. Poi dici, vabbè, però trovami un caso in cui concreto, in cui ieri hai visto che non c'era unità. Io sinceramente pensavo di essere scritto Associazione Stampa Romana, no, siamo iscritti all'Associazione Stampa Kafkiana. Cioè ieri siamo riusciti a fare una mozione contro su una richiesta della nostra componente sul tema della trasparenza. Cioè noi abbiamo chiesto soltanto ulteriore trasparenza, non abbiamo detto che non c'era trasparenza. Abbiamo chiesto, chiediamo ulteriore rigore, ulteriore moralità, che sicuramente c'è, aumentiamola. Siamo riusciti ad avere 40 voti contro su una richiesta di maggiore trasparenza. Scusate, ma questa è l'associazione Stampa Kafkiana. È così, bravo, bravo. Allora, cosa mi aspetto invece da questa associazione Stampa Romana? Ringrazio naturalmente i 40 che hanno votato sulla trasparenza, ma secondo me perché non l'avevamo capito, era di default. Cioè, ogni volta che parte una mozione, 40 sì, certo. Bravo. Si erano rotti i fili. Non lo so, comunque c'è qualcosa di anomalo. Cosa mi aspetto da questa associazione Stampa Romana come associato? Io mi sento collega suo.